Quinta giornata del campionato di eccellenza, Girone B, il Mazzarrone ospita al Comunale la formazione del Rosmarino e prova a centrare la sua prima vittoria in questo torneo di eccellenza dopo i due pari interni e le due sconfitte esterne. La formazione è schierata da Samuele Costanzo con Barbagallo, Altieri, Giannetto, Starano, Giuffrida, Keeling, Ragosta, Puglisi, Giannaula, Federico e Famà. Rispondono gli ospiti del Rosmarino guidati da Biagio Tomasi con Sendin, Rolla e Ferrara, Ghirardi, Consiglio, Biondo, Pesetti, Dumo, Muschio, Mondino e Servan. Squadre che fanno il loro ingresso in campo agli ordini del direttore di gara, che è il signor Giovanni Nonnato della sezione di Rovigo, coadiuvato dagli assistenti che sono Francesco Conti della sezione di Enna e Claudio Colletta della sezione di Catania. Match che dunque è pronto a partire con il fischio d'inizio che viene dato dal Mazzarone Calcio, che prova subito a passare in vantaggio dopo 4 minuti. 1-2 tra Altieri e Famà, che restituisce il pallone al giovane calciatore di Palagonia che si trova tutto solo davanti a Sendinello Grazia, mandando alto. Risponde il Rosmarino, Consiglio che apre per l'onnipresente Mondino che punta il proprio avversario, mette il pallone al centro, la sponda di Servan per il numero 21 Ndumo, una prima respinta, il pallone che torna nella disponibilità di Consiglio che fa partire un sinistro, vola Barbagallo che controlla che il pallone esca fuori, Ragosta in profondità per Famà che prova a mettere il pallone al centro, c'è una prima respinta di Rolla, prova ancora a mettere al centro Pesetti, forse con un braccio, ma il direttore di gara Nonnato è vicinissimo e lascia proseguire. Finisce il primo tempo col risultato di 0-0 e nella ripresa il canovaccio non cambia. Il Mazzarrone che prova di nuovo a trovare la via del gol con Ragosta, pallone in mezzo per Giannaula, trattenuto da Ferrara. Possiamo rivedere anche al replay il cross del numero 7 per Giannaula, la trattenuta del numero 3, anche in questo caso per il direttore di gara non c'è nulla. Il Mazzarrone prova a trovare la via del gol ancora con Giannaula, il tiro respinto in due tempi da Sendin. Ma è qui che il Rosmarino ha una grande occasione per passare in vantaggio, uno scambio tra Consiglio e Ndumo, poi il pallone di Consiglio in profondità per il numero 10 Biondo che punta Keeling, mette il pallone poi dietro al rimorchio, arriva tutto solo Mondino, a botta sicura Puglisi, miracoloso, salva sulla linea, il Mazzarrone ci prova disperatamente, campanile di Tarantino, il pallone smorzato da Federico, arriva Battaglia che nel frattempo ha fatto il suo esordio in eccellenza, il classe 2006, arriva poco coordinato, il pallone si perde fuori, ma ancora il Rosmarino, Mondino, la strepitosa parata di Barbagallo, poi ci sarebbe l'autogol di Keeling, ma l'arbitro Nonnato fischia fuori gioco, poi ancora si invola in aria il numero 17 Pongo, l'arbitro ha ravvisato la trattenuta di Strano e infatti lo ammonisce, gli ospiti chiedevano il rigore. Termina il match, un pari, anche questo deludente per il Mazzarrone, 0-0, grazie a tutti e al prossimo match.